Era il 2003 quando fu messo nero su bianco in un decreto che la ricetta di carta doveva sparire, diventare elettronica, dematerializzarsi. 11 anni dopo, soltanto 4 regioni hanno concluso il percorso, prima tra tutte la Sicilia, 12 milioni le ricette emesse in formato elettronico, quindi la Val d'Aosta, la Basilicata, la provincia autonoma di Trento. Tutte le altre si sono avviate, ma sono ancora alle prese con bandi d'appalto e fili del computer, e dato che ogni ricetta rosa viene fornita dai poligrafici dello Stato e costa sui 40 centesimi, ogni anno si spendono solo per la carta 400 milioni di euro e ogni giorno perso sono milioni sprecati. Il medico potrà verificare se il paziente poi di fatto compra il medicinale, quindi c'è la compliance, si dice, del paziente alla terapia. E c'è anche un vantaggio per gli enti locali, per esempio la regione sa immediatamente quanti farmaci poi dovrà rimborsare. Certo, il collegamento è tra il medico, la regione, il ministero, l'ULSS e la farmacia. Il Veneto, con il consorzio Arsenal, è stata una delle prime regioni in Italia ad aver avviato la sperimentazione della ricetta elettronica, che facilita la vita al medico, sempre sott'occhio il fascicolo elettronico del suo assistito, ed evita possibili errori. Innanzitutto vado sull'anagrafica per ricercare il paziente e dall'anagrafica mi ricavo tutti i dati, digito il nome e il cognome del paziente, mi compare tutta la sua anagrafica, nome, sesso, codice fiscale, codice sanitario, codice di appartenenza. Se ha eventuali esenzioni anche. Se ha eventuali esenzioni viene evidenziata da questa schermata. Perfetto. Il farmaco verrà prescritto tramite computer, inviato per via telematica e risulterà la nuova ricetta dematerializzata. Ma la ricetta elettronica facilita anche la vita al malato, un SMS sul suo cellulare da mostrare al farmacista e si porta a casa la medicina. Allora, dottore, nel passato che cosa succedeva? Normalmente lei una volta prima di consegnare il medicinale cosa doveva fare? Dovevo staccare la fustella ottica, applicarla sulla ricetta cartacea. La ricetta cartacea seguiva un percorso di tariffazione, di controllo successivo e di spedirla agli uffici competenti per la tariffazione, che avveniva in una seconda fase. Un altro settore che potrebbe abbattere costi, liste d'attesa e perdite di tempo per i malati è la telemedicina. Controllare a distanza con semplici apparecchiature la pressione, il battito cardiaco. Questo grafico che vedete con le linee di vario colore sono i parametri di questo paziente presi a intervalli temporali, quindi si capisce subito, si vede subito se stanno nei limiti o se per caso peggiora in un senso o nell'altro. Ed ancora, un attacco, una risonanza magnetica costano alcuni milioni di euro, è un investimento però che la maggior parte degli ospedali usa soltanto in orario d'ufficio, quando va bene. Credo che con questa sperimentazione nel 2013, che adesso ormai è diventata a regime, abbiamo cercato noi, come peraltro tutta la Regione Veneto, di dare una risposta all'utenza che ovviamente ha due esigenze: avere in primis una risposta nei tempi più rapidi possibili all'esecuzione di particolari esami che richiedono anche tecnologie grosse. Tradotto liste d'attesa. Tradotto liste d'attesa. Dall'altra parte poter accedere all'ospedale senza magari dover chiedere permessi o comunque rinunciare a un orario di lavoro che anche in questo momento di particolare... Chi è che viene la sera o la domenica mattina a fare questi esami? C'è una tipologia particolare? Vengono fondamentalmente le persone che lavorano, preferiscono molto la sera, e comunque anche persone che accompagnano invece familiari più anziani che hanno bisogno appunto di essere accompagnati ad eseguire l'esame.